Tra l'altro classici, però mi viene da dire una cosa, che classici diciamo per noi, perché in realtà in questa campagna elettorale, e se tu guardi la prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani ne hai una conferma, si sta parlando di tutt'altro che non di questioni legate all'Europa, all'euro, e credo a questo punto di vista che la Lega con Salvini, con il suo segretario, abbia oggettivamente messo al centro della discussione almeno un argomento che qualcosa più che qualcosa, cioè che è sostanziale alla questione dell'Europa e del voto di domenica, perché la moneta unica sintetizza, diciamo, un percorso di costruzione europea che peraltro, lo leggevo ieri su Panorama, non so se hai visto questo articolo di Paolo Savona, che è tra i pochi in Italia che hanno un passato nel mondo delle banche, nel mondo anche del governo, è stato ministro più volte, ha una certa età ormai, ha una lunga esperienza della cosa pubblica italiana ed è stato uno dei pochi, ma in tempi non sospetti, già da parecchio tempo, a porsi un problema molto pratico. Il problema pratico l'ha riassunto secondo me benissimo ieri il professor Savona dicendo, ma insomma dobbiamo avere il coraggio, e non ce l'hanno le elite, non solo italiane, ma anche quelle italiane, di porci un problema pratico, cioè dopo tanti anni di percorso, e la moneta unica ormai ha un percorso piuttosto lungo, si può valutare su un arco di oltre un decennio, vogliamo porci un problema pratico, ha funzionato o non ha funzionato? E se non ha funzionato, al di là di quello che dicono le elite, il popolo sperimenta che il potere d'acquisto sia ridotto, l'occupazione si riduce, i tagli fiscali sono sempre crescenti perché bisogna drenare risorse per rispettare i vincoli europei e la finanza pubblica è fuori controllo comunque, perché i dati lo dicono chiarissimamente. Le mezze stagioni sono sparite. Li ho chiamati i salvatori della patria, no? I salvatori della patria da Mario Monti in avanti ci hanno portato a una situazione di debito e di economia reale che è tra le peggiori. A meno che adesso non inseriscano nel PIL il fatturato delle mafie, che è l'ultima trovata statistica. Forse potrebbero essere risparmio. Ma lì diventa potenza mondiale. Però, insomma, il problema è che abbiamo 12 anni di esperienza euro, e che è il culmine, la sintesi di un progetto di costruzione europea, valutiamolo pragmaticamente. Il cittadino ha una valutazione chiara, dice Savona, no? È negativa. Allora vogliamo prenderne atto e pensare a un piano B? Sì, però di questo discorso lo fa la Lega, ma non lo fa nessuno poi nella sostanza. Adesso io non è che lo dico da leghista, da conduttore di Radio Padania, lo dico al cittadino che domenica va al voto come tanti altri. Mi pare che di questa roba qui si sia parlato molto poco. Ma infatti, come dicevi tu, se noi leggiamo i giornali, guardiamo la televisione, questa è stata una campagna elettorale basata sulle promesse, no? Che tanti lanciano e sapendo poi che non potranno farvi fronte, sui litigi, vediamo, e sulle aggressioni. Insomma, ci sono altri leader di partito che fanno cose di cui forse un leghista si vergognerebbe. Noi abbiamo per fortuna un segretario federale che ha riportato il discorso su temi concreti, che ha basato una campagna elettorale non solo sul no euro, e come dicevi tu tutti i cittadini si sono resi conto delle grandi difficoltà che devono affrontare, della crisi che ha toccato il reddito e ha toccato i risparmi, ma una campagna elettorale che si è fatta anche su i quesiti referendari che la Lega Nord ha proposto, innanzitutto quindi il tema del lavoro e della riforma Fornero. Tu di questo ti stai occupando, ti sei occupata massicciamente. Sì, è il nostro ufficio che ha preparato i quesiti, che ha fatto le sintesi, che risponde al 234-234, quindi per cui anche saluto tutti quelli che hanno chiamato al 234, che sono a ieri sera 9090. Telefonate. Il numero è ancora attivo, ovviamente, perché certo, si può e si deve, quando si ha una curiosità, chiamare il numero 0266234234, oppure anche visitare il sito internet vieniafirmare.org. Esatto. Perché in ogni caso, dicevo Maria Piera, se pure la tua campagna elettorale, tra virgolette, finisce oggi, in realtà poi il lavoro prosegue perché mancano ancora una quindicina di giorni scarsi alla chiusura della raccolta firme. Per i primi 5, Per i primi 5 referendum. Per quell'altro che si è aggiunto dopo sul no all'abrogazione del reato di immigrazione clandestina, c'è più tempo. A fine luglio. Però il lavoro prosegue. E siamo, dice anche stamattina, abbiamo sentito Matteo Salvini, dice siamo quasi lì al traguardo, però come sappiamo bene sempre bisogna superarlo ampiamente il traguardo delle 500.000 poi i moduli devono proprio arrivare, essere ricontrollati, scatolati, quindi questo è un grosso lavoro che stiamo facendo un po' tutti. 2 telefonate abbiamo intanto allo 02 66 20 35 29. Pronto?
Buongiorno a tutti, io sono Marina Dalbenga. Volevo solo ricordare a tutti che stasera al Benga, in Piazza del Popolo, c'è, l'ho detto adesso, Calderoli, a sostenere la signora Guarnieri. Che è il nostro candidato buongiorno. sindaco. Bene. Grazie signora. Altra chiamata, pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiese, Buona Padania. Buongiorno Fabrizio. Sì, allora intanto faccio gli auguri di essere eletta la signora Maria Pia. Guardi, sono la Piera per tutti, però sulla scheda scrivete pure Pastore. Sì, va bene. Intanto auguri. Ecco, io volevo parlare di un aspetto che ho trovato un po' sottovalutato, non considerato ultimamente. Il fatto che mi sembra che in un decreto di Renzi sia stata messa l'abolizione della detrazione a carico del coniuge, no? Quello che praticamente, non so, penso di solito è la moglie che rimane a casa con i figli e c'è una detrazione di 80-90 euro al mese che potevano usufruire tutti, artigiani, lavoratori dipendenti e così. Allora questa qua è una delle politiche di rigore che ci permettono di stare in Europa, no? E che ha portato al fatto che ormai non puoi più permetterti di avere una famiglia, di avere dei figli, perché se ti tolgono anche quei 900 euro all'anno, che era poi la detrazione che ti aiutava un po' a tenere a casa i bambini o la moglie ad accudirli, adesso le politiche di rigore con l'euro si sono rivelate questo, no? E questo è un aspetto che va contro le donne, perché le donne secondo me sono state penalizzate ancora di più degli uomini per la concorrenza sleale che fanno anche le donne immigrate che vengono in Italia a lavorare, e è un aspetto da non sottovalutare. La saluto. Bene, ancora una chiamata, poi lasciamo la parola a Maria Piera Pastore. Pronto? Ciao a tutti, sono Marco da Mantova. Ciao Marco. Io vorrei fare un paio di considerazioni. La prima è legata alla campagna elettorale veramente oscena che è stata svolta in Italia dai partiti tradizionali, che hanno dovuto giustificare, ed è proprio la difficoltà dei loro esponenti che hanno avuto praticamente di fronte alle telecamere di giustificare l'ingiustificabile, perché far rimanere questo paese in questo tipo di Europa equivale a un suicidio, mentre la campagna elettorale nostra è praticamente poche cose, però praticamente chiare e leggibili da tutti e comprovate dai fatti, cioè l'impossibilità di rimanere in questa situazione e l'impossibilità di continuare ad imbarcare persone che arrivano da ogni dove senza alcuna competenza, che poi alla fine finiranno per ridurre il nostro mercato del lavoro veramente ad uno straccio. La seconda considerazione magari potrebbe essere una prossima cosa da portare avanti dopo il 25, nessuno ne parla, però è il TIP, il direttore Cainarca sa benissimo di cosa sto parlando, è legato più che altro ad un fatto, non so se magari sono io che sono visionario, però quello che io temo è che con il TIP l'Europa diventerà un'enorme gruviera, perché gli Stati Uniti, che verranno poi alla fine ad esportare da noi lo shale gas, non vorrei che con quell'accordo venissero in Europa a trivellare da tutte le parti alla ricerca di questo tipo particolare di rocce per creare appunto il gas, che sicuramente a livello ambientale sarà una distruzione. Grazie. Bene, grazie. Su questa questione il TIP sta per Transatlantic Trade Investment Partnership, è un accordo in corso di negoziazione fra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, che tra l'altro prevede una modalità di negoziazione che è in assoluta linea con il modo di procedere nella costruzione dell'Europa, cioè il segreto praticamente. A parte gli americani, gli statunitensi sono invece stati ampiamente intervistati su queste questioni qui, che riguardano un po' tutto l'arco, non solo la questione del commercio e quindi l'abolizione delle barriere e il libero mercato, ma anche gli standard del welfare, della sanità, un principio di concorrenza assoluta su tutto, del quale ha parlato soltanto un giornalista che io sappia, Tino Oldani su Italia Oggi, l'ha affrontato il problema da un punto di vista tecnico anche, e si è scoperto in pratica che per l'Unione Europea stanno negoziando degli individui misteriosi, esatto. Degli individui, non c'è nessun italiano in un ristretto gruppo di persone che stanno negoziando, invece con centinaia di operatori statunitensi. Dall'altra parte ci sono centinaia di rappresentanti del mondo dell'imprenditoria, dei sindacati, degli affari, della diplomazia, del governo americano. Da parte europea c'è un sinedrio misterioso di poche persone, nessun italiano, capeggiate da un tedesco, che stanno negoziando. Ma da un tedesco, ma dai, ma strano. Sì, e comunque di questa questione qui bisognerà parlarne, perché dopo il voto tornerà ad essere di attualità, perché i negoziati si stanno concludendo. E potenzialmente è una dimostrazione del fatto che l'Europa non è un'istituzione democratica, che i cittadini non vengono coinvolti, che le politiche dell'Unione Europea di solito ci cadono sulla testa, e poi il Parlamento è costretto a
ratificare e approvare le direttive comunitarie, ed è per questo che bisogna dare voce a un movimento come il nostro, perché più sarà la nostra voce in Europa, più potremo essere presenti e portare avanti le nostre iniziative. Tra l'altro in una cornice che non è più appunto quella isolata della Lega che fa quasi gruppo a sé, ma in una cornice che prevede una alleanza vera e propria, formalizzata, e quindi anche un gruppo in Parlamento con quello che credo si avvia a essere il primo partito in Francia, il Front National di Marine Le Pen, e altri gruppi dalla Scandinavia all'Olanda, alla Danimarca e via dicendo, che sono per la prima volta insieme, hanno stretto un patto politico, no? Con la Lega partecipe. Certo, perché bisogna cambiare questa Europa e bisogna intervenire sull'euro. L'Unione Europea fa politiche che appunto ci hanno danneggiato fino adesso. Pensiamo alla tutela dei nostri prodotti che non c'è stata, pensiamo all'immigrazione che stiamo subendo l'invasione, ma più in generale credo che l'Europa debba adottare una politica più concreta, che abbia un po' più di rispetto per i nostri cittadini, per le nostre imprese, che valorizzi anche le nostre famiglie, il sacrificio che i nostri concittadini hanno fatto nel corso degli ultimi 50 anni e che oggi viene vanificato da tasse imposte, da vincoli imposti. Quindi credo che davvero una Lega Nord presente in Europa possa davvero fare la differenza con appunto tutti gli altri perlomeno eurocritici, e siamo tanti. 2 telefonate ancora, 02 66 20 35 29. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono della provincia di Sassari. Vorrei chiedere alla candidata Pastore, sono leghista d'oltremare, comunque specifico. Allora, nuove disposizioni FATCA, voi siete a corrente di questo? Nuove disposizioni, scusi? FATCA. Non capisco. Allora, leggo testualmente da una comunicazione che mi ha mandato la banca, Monte dei Paschi di Siena, ovviamente, con cui sono del 97, quindi sono incolpevole. Ecco, allora non era il Monte dei Paschi di oggi. Leggo: gentile cliente, gli Stati Uniti d'America, in data 18 marzo 2010, hanno approvato una legge denominata FATCA, Foreign Account Tax Compliance ACT, il cui obiettivo è quello di ostacolare l'evasione fiscale dei contribuenti statunitensi recepita in Italia, e qui sta il punto, non ne sapevamo niente, penso, recepita in Italia mediante la stipula di un accordo intergovernativo datato 10 gennaio 2014 e la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo 1 luglio 2014. Con l'approvazione di questa legge, gli Stati Uniti hanno inteso dar vita a un sistema di cooperazione internazionale in forza del quale le banche e gli altri intermediari operanti in paesi al di fuori degli Stati Uniti dovranno segnalare alle autorità fiscali USA americane l'Internal Revenue Service, o in forma abbreviata IRS, i dati anagrafici e patrimoniali relativi ai clienti per i quali vi è l'evidenza o anche soltanto il dubbio che siano contribuenti USA. Gli obblighi introdotti dalla normativa in questione non hanno effetti, e qui il bello, ai fini fiscali nei confronti dei contribuenti non statunitensi. Le facciamo però presente fin da ora che nei prossimi mesi potrebbe essere contattato per un aggiornamento di alcuni suoi dati identificativi, quindi il famoso ID americano. Nel caso in cui lei si rifiuti di fornire o confermare i suddetti dati identificativi, la banca sarà tenuta in ogni caso ad effettuare una segnalazione presso le competenti autorità, classica formula. Ma lei ha avuto a che fare nella sua attività lavorativa con Stati Uniti? Ha lavorato per... Mai, io non ho mai messo piede negli Stati Uniti, né come possessore di green card, né come residente, né come turista. Ha fatto da prestanome a qualche magnate statunitense, no? No. Mi attento che arriva l'FBI. Questa è veramente assurda questa cosa. Cioè non so come qualificare, cioè, secondo me è una recrudescenza, è un'intensificazione della ricerca di dati sensibili personali, perché verso quel punto... Senta, può fare una cosa magari Maria Piera ci dà una mail e lei fa una scannerizza, diciamo, il documento e glielo manda? Scusi di Cainarca, io non ho più stipulato contatti con
i contratti con internet. No. Io vi mando semplicemente una fotocopia. Va benissimo. Vi mando un fax e lo faccio alla sua attenzione. Sì, allora il numero di fax lo ricordiamo adesso: 02 6622 0964, è sempre quello? No, mi ha sbagliato, è quello vecchio. 66234 389. Ok, al settimo squillo diventa fax, tanto per essere precisi, tutto, fiscali. Esatto. Allora 02 66234 389. Comunque guarderemo meglio questo fax, credo che possa rientrare in questi accordi bilaterali, anche internazionali, che si stanno facendo per contrastare non solo l'evasione ma anche le iniziative dei piccoli risparmiatori. L'ultima telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Salve, buongiorno a lei e la sua ospite. Io volevo dire una cosa, è una vergogna, ma veramente una vergogna sentire sui vari telegiornali parlare solo di 3 personaggi quando abbiamo un partito che si presume, ma più che bene, sia il quarto partito che ci sarà in Italia, che sarà la Lega. E di questo non abbiamo, ma veramente, cioè correvano dietro a 3. Non dico quello che penso di quei personaggi. Beh, però mi scusi, io se ieri sera ho saputo che uno dei 3, un signore di una certa età, con un blazer blu, quando scende dal letto, mette giù il piedino, il cane gli dà i bacini sul piedino. Non dico quale cane perché è già famoso. Comunque, mi scusi, però è importante saperlo. Prima gli italiani devono sapere. O no? Scusi se l'ho interrotto, prego. Grazie. E poi un'altra vergogna grossa, ma veramente grossa, è quella che hanno dato certi telegiornali questa mattina, dove hanno detto che gli euroscettici in Olanda hanno perso, però si sono dimenticati di dire, ok, che secondo gli exit poll, vabbè, sappiamo gli exit poll come funzionano, è una vergogna veramente, è fare terrorismo nei confronti delle persone che devono ancora votare, ok, e mettergli in testa che bisogna rimanere nell'euro. Questa è veramente terrorismo. Solo questo volevo dire. Vi ringrazio. Grazie a lei. Maria Piera. E come dicevamo prima, c'è una campagna elettorale basata a volte sul gossip e sulle inezie, si evita di parlare di temi concreti che solo la Lega Nord sta portando avanti. Maria Piera Pastore sarà con noi in questa prima parte della trasmissione. Vi ricordo che è candidata alle prossime elezioni di domenica nella circoscrizione nord-occidentale, Val d'Aosta, Liguria, Lombardia, Piemonte. Grazie Maria Piera. Maria Piera, l'hai fatto lo slogan elettorale? No, io dico, guarda, semplicemente croce sul simbolo Lega Nord e scrivete Salvini. Ma te l'ho fatto io invece. Pastore. Te l'ho fatto io. Ancora poche ore, votate la Pastore, va bene? Perfetto. E grazie a tutti voi, grazie a voi. Ciao Maria Piera. Ciao.
Rieccoci allora in diretta, Giulio Cainarca e Marco Pinti, e dovremmo avere in collegamento telefonico con noi, dicevamo stamani una mattinata al femminile, l'avvocato Francesca Donato, che è candidata per la Lega Nord in 2 circoscrizioni, nord-orientale, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto, e insulare, cioè Sardegna e Sicilia. L'avvocato Francesca Donato, la conoscerete senz'altro, abbiamo già avuto modo di parlare con lei anche qui in radio, fondatrice del progetto Eurexit, uscire dall'euro per rilanciare l'economia e ripristinare la democrazia in Italia e in Europa. Intanto buongiorno a Francesca Donato. Buongiorno a voi. Che credo sia una delle sorprese, tra virgolette, della campagna elettorale, onestamente, e da cittadino spettatore, a volte telespettatore, lo dico. Grazie. E proprio su questo io vorrei chiedere all'avvocato Donato la sua esperienza di questa campagna elettorale che volge al termine, la sua esperienza tanto sotto il profilo della argomentazione politica, per così dire, perché si discute molto in questi giorni di che tipo di campagna elettorale è stata, no? Sì. Sembra che si sia parlato molto poco di Europa. E poi, visto che le sue tesi sono molto chiare, prima ancora della candidatura per il prossimo Parlamento europeo nelle fila della Lega Nord, le sue tesi sono molto chiare e sono molto empiriche. Mi viene in mente, lo cito spesso perché è cosa fresca, ma l'articolo di ieri su Panorama del professor Savona, che proprio lamentava l'assenza nel dibattito politico e nella campagna elettorale di ragionamenti empirici, pratici, pragmatici, di valutazione di quello che è stato fatto fino a qui nella costruzione dell'Europa e di valutazione del percorso della moneta unica, perché dice in sostanza Savona, qua c'è una nettissima spaccatura tra le elite che continuano a difendere un progetto, quello Europa-Euro, e invece la popolazione che ne sperimenta soltanto gli effetti negativi in termini di reddito, in termini di democrazia, e in termini anche di prestazioni sociali, welfare, sacrifici, fra virgolette, continuamente richiesti. Allora vogliamo, dice Savona, ragionare empiricamente. Lei nel corso della campagna elettorale ha avuto modo, con chi difende la moneta unica e l'Europa così com'è, o diciamo nel migliore dei casi promette aggiustamenti che sono dei miraggi, perché molti degli aggiustamenti promessi secondo me sono, diciamo, fole, sono balle raccontate agli elettori, perché andare a battere i pugni in Europa è un'espressione che può colpire momentaneamente, ma poi da un punto di vista pratico significa il nulla, perché vuol dire mettere mano a una complessa architettura che ci è voluto decenni per costruire all'unanimità, secondo procedure di revisione dei trattati che in pratica li confinano questi trattati nell'immobilità più assoluta, sono immodificabili. Insomma, alla fine un percorso pratico e un confronto pragmatico, lei ce l'ha avuto in questa campagna elettorale e con chi? Guardi, io mi sono trovata spesso in dibattiti contro altri esponenti, altri candidati dei vari partiti e in effetti ho notato proprio questo discorso, che si parla, i temi praticamente sono 2, gli 80 euro in busta paga promessi da Renzi e il vinciamo noi tutti a casa di Beppe Grillo. Su cosa si va a fare in Europa e come, soprattutto, non si è sentito nulla da parte, a mio avviso, degli altri politici, se non questa Europa va cambiata, dobbiamo ridiscutere o abolire il fiscal compact, cose che sono tutte belle parole, ma non c'è traccia di programmi concreti. Io ho sempre ripetuto qual è il nostro obiettivo e anche come intendiamo raggiungerlo, con appunto il doppio livello di tentare di trovare un accordo proprio in sede europea per una dissoluzione concordata dell'Eurozona e quindi dell'abolizione della moneta unica, o in alternativa, se ci dicono di no, come molto probabilmente potrà succedere, essere pronti ad uscire con una scelta autonoma del nostro governo. Sono convinta che se in Europa arriverà una buona quantità di euroscettici, questo percorso sarà molto facilitato, perché se, come pare, Marine Le Pen e altri partiti, come si vede già Nigel Farage, avranno dei buoni numeri, la pressione politica sulla Germania, che praticamente è l'elemento più importante per raggiungere questo obiettivo, sarà alta e quindi le possibilità di arrivare ad una veloce soluzione del problema tramite appunto lo scioglimento dell'Eurozona sarà facile. In ogni caso sarà probabile che ci saranno nuove elezioni politiche e lì si vedrà veramente chi proporrà cosa, e gli italiani voteranno, speriamo finalmente,
un partito anche sulla base del candidato premier che prometterà o comunque dimostrerà di voler fare questo tipo di scelte. Purtroppo sul tema, quello che mi sono sentita dire per esempio dai candidati del Movimento 5 Stelle, come tra l'altro io dico da sempre, mi aspettavo, è: noi non vogliamo uscire dall'euro, vogliamo gli Stati Uniti d'Europa, quest'euro può funzionare meglio se si cambia la gestione, quindi nessuna volontà di eliminare il centro del potere finanziario europeo che è la BCE, e quindi nessuna concretezza nel programma di tra virgolette cambiare l'Europa e cambiare la situazione attuale dovuta proprio dallo potere della finanza sulla politica. Avvocato Donato, io ho citato prima il progetto Eurexit, c'è anche un sito progettoeurexit.it dove si pongono due questioni: la questione dell'euro, la moneta, e quindi la sintesi del dominio della finanza, come lei diceva poco fa, ma anche una questione di democrazia. Perché... Certo, perché un altro degli aspetti fondamentali su cui nessuno dice una parola è proprio il fatto che finché noi continuiamo a delegare le decisioni e l'attuazione della nostra sovranità, che secondo la Costituzione apparterrebbe solo al nostro popolo, a organismi sovranazionali antidemocratici in quanto non eletti, così come sono la BCE e la Commissione europea, ma anche il MES, perché non dimentichiamoci che il MES, il Fondo Salva Stati, è anche un organismo decisionale europeo, peraltro coperto da un'immunità totale per i propri atti, per le proprie decisioni e per i propri componenti. Quindi questo non ha nulla a che vedere con la democrazia. La nostra Costituzione è stata veramente fatta carta straccia nella totale inerzia di chi doveva difenderla, cioè il nostro Presidente della Repubblica, e quindi peraltro stiamo assistendo ad un tentativo di cambio della legge elettorale, di modifica della legge elettorale che va esattamente nella stessa direzione del Porcellum, riproponendo gli stessi aspetti per cui il Porcellum è stato dichiarato illegittimo dalla Corte. Quindi un Parlamento eletto con una legge incostituzionale che si permette, io dico, di proporre una nuova legge elettorale anticostituzionale quanto la prima, nonché riforme costituzionali, è qualcosa di veramente aberrante. Io spero che questo governo cada al più presto, che si torni a votare con il Porcellum corretto, quindi restituendo ai cittadini la possibilità di scegliere i propri rappresentanti tramite le preferenze, e così si creerà finalmente un Parlamento fatto di rappresentanti dei cittadini che sarà titolato a fare eventualmente le riforme alla Costituzione, sempre che vogliamo fare quello che loro chiedono. Ecco, Avvocato Donato, a proposito di democrazia, finora le elezioni per il Parlamento europeo erano tutte vissute in chiave interna, non che queste non lo siano, però forse per la prima volta, e qui devo dire oggettivamente in buona parte per merito della Lega, che ha posto all'attenzione, perlomeno ha cercato di farlo, del dibattito pubblico la questione consustanziale all'Europa, cioè l'euro e il tipo di Europa che è stata costruita fin qui, perché in fondo, in teoria, se votiamo per il Parlamento europeo, per le elezioni europee, di quello dovremmo parlare, no? A rigor di logica. Poi ci sono inevitabili conseguenze anche sul piano domestico interno. Però il focus dovrebbe essere mantenuto sui temi europei. Però per la prima volta mi pare, chiedo a lei un'opinione, che queste elezioni abbiano un peso più specifico anche in questa chiave di riflessione intorno all'Europa e ai temi europei e alla moneta unica. Per la prima volta forse, no? In sé, anche perché si profila la possibilità di avere un gruppo massiccio in Parlamento europeo, non più tanti gruppuscoli sparsi, ma un gruppo, Lega Nord, Front Nazionale e gli altri movimenti di altri paesi, che ha detto faremo gruppo unico. Allora la domanda che io le faccio è questa: finora il Parlamento europeo ha contato veramente poco, è stato modificato qualcosa negli ultimi tempi nel senso di dare qualche potere in più al Parlamento, ma che cosa le fa pensare che il prossimo Parlamento europeo possa incidere veramente, visto che comunque ha ancora pochi poteri rispetto alla Commissione? Allora, quello che mi fa pensare che il Parlamento potrà incidere è intanto il fatto che col Trattato di Lisbona sono stati ampliati, come lei diceva, i poteri del Parlamento europeo, il quale non ha più un potere soltanto consultivo sulle proposte di legge della Commissione, ma proprio di approvazione. Quindi se il Parlamento non approva le proposte della Commissione,
di legge, quelle non passano. Inoltre ha addirittura la possibilità di sfiduciare la Commissione europea, certo con una maggioranza qualificata, però, ripeto, se la pressione politica sale, non è escluso che anche gli altri partiti nazionali si tirino indietro dall'appoggiare un tipo di scelta di questo genere. Perché quando tutti ci renderemo conto che l'euro è il problema e che la sua fine è imminente comunque vada, la possibilità di sfiduciare una Commissione europea che va esattamente nella direzione opposta perché è governata dalle elite finanziarie, come scriveva giustamente Savona nel suo articolo, e non risponde assolutamente alle istanze dei cittadini e dei popoli, diventa una cosa concreta. Peraltro anche il Parlamento europeo ha voce in capitolo sulla nomina e sull'elezione del Presidente della Commissione europea. Il gruppo di cui fa parte la Lega, Marine Le Pen, non ha indicato un proprio candidato Presidente della Commissione europea proprio perché non riconosce la legittimità della Commissione europea in quanto organo non eletto e quindi non democratico. Tutti gli altri candidati presidenti sono praticamente uno assimilabile all'altro in quanto portano avanti il progetto del più Europa e dell'unione bancaria e del trattato transatlantico tra l'Europa e gli Stati Uniti, tutti strumenti che agevolano l'espandersi del potere della finanza sugli Stati e che noi vogliamo totalmente contrastare. Quindi anche lì si farà una strenua opposizione. Naturalmente non potremo fare i miracoli, però rispetto al nulla che è stato fatto fino ad oggi, sicuramente il lavoro sarà maggiore e, ripeto, come in un cuneo, no? Quando si inizia a fare una crepa nel muro, poi si può spaccare anche il muro stesso. Bene, avvocato Francesca Donato, io vorrei farle un quiz adesso e poi una domanda invece. La domanda è, lei ha detto prima che la fine dell'euro è imminente comunque, le chiedo il perché, e il quiz invece è il seguente. Chi ha pronunciato questa frase? Prendiamo una decisione, poi la mettiamo sul tavolo. Aspettiamo un po' per vedere cosa succede. Se non provoca proteste né rivolte, perché la maggior parte della gente non capisce niente di cosa è stato deciso, andiamo avanti passo dopo passo fino al punto di non ritorno. Chi l'ha detta? Allora, la prima domanda è perché penso che l'euro sia di imminente caduta e perché lo dicono gli economisti e i mercati. Cioè, nella storia tutte le unioni monetarie, le situazioni di cambio fisso sono sempre saltate perché portano, come si vede con l'euro stesso, a delle asimmetrie economiche tra i paesi interessati che poi producono l'esplosione per motivi sociali, per motivi proprio economici del sistema. Si è visto con lo SME, si è visto con l'Argentina quando si era vincolata al dollaro, che è fallita proprio per questo, perché poi non ha retto più, e si vedrà la stessa cosa con l'euro. Se non lo decideranno gli stati, lo decideranno i mercati e basterà un'altra impennata fiammata dello spread, come quella che c'è stata nel 2011, a provocare questo effetto. Perché non dimentichiamo che le famose OMT che ha promesso Draghi e hanno consentito di salvare l'euro allora, potrebbero essere dichiarate illegittime dalla stessa Corte di Giustizia europea, così come vuole la Germania, perché la Germania è contraria a questi aiuti di Stato. Quindi potrebbe saltare fra mesi comunque l'Eurozona. Il punto è che dobbiamo essere pronti a questa evenienza e prima noi ne usciamo, meglio è per la nostra economia, perché ogni mese che passa nell'euro sono numeri sempre crescenti di disoccupazione, di decrescita del PIL e di distruzione del nostro sistema produttivo. Al quiz non so rispondere, posso dire che a orecchio mi potrebbe suonare come una frase di Schulz. No, però hai sbagliato candidato, però se hai trovato, è un candidato alla presidenza della Commissione europea, non è Schulz? Verhoeven, lì, quello di Alde. No, Juncker. È Juncker, non lo si dice Juncker? Vabbè. L'ho sempre detto, sono uno come l'altro. Sono intercambiabili. Esatto. Era una domanda maligna, ammettiamolo, perché la frase poteva essere... sono andata vicina. La frase poteva essere attribuita a uno qualunque, credo, dei candidati alla guida della Commissione europea. E in teoria, per chi sostiene gli Stati Uniti d'Europa, il Presidente della Commissione europea è
quello come Obama, nel senso dovrebbe essere il presidente degli Stati Uniti d'Europa che dice queste cose, beh insomma, e come carriera politica Juncker, ho visto, è l'ex premier del Lussemburgo, sì. Cioè praticamente il sindaco di Ceriano Laghetto ha più capacità e esperienza amministrativa, perché il Lussemburgo quanto è non ho idea. Che decisioni deve prendere il premier del Lussemburgo? Perché secondo te Van Rompuy ha maggiori credenziali come uomo di Stato? È il calciatore Van Rompuy, quello che giocava a calcio? No, ma Juncker, adesso... scusa, la sua mattinata com'è? Chiama gli assessori, va tutto bene? Sì, sempre tutto bene. Ah, meno male. No, il calciatore è Ren. Olli Ren. Un altro di questa bella combriccola. Mentre Van Rompuy chi è? È uno straccio bagnato, come disse Nigel Farage. Ha il carisma di uno straccio bagnato. Sì, ecco. Lo disse Nigel Farage, che credo si appresti a raccogliere una buona parte dei voti dei britannici. Sì, pare di sì. Anche se devo dire, vorrei fare un'osservazione sul fatto che per non influenzare il voto in Italia, in Francia, nei paesi che devono ancora votare, non vengono pubblicati i dati reali sul voto olandese e della Gran Bretagna. Però si comunicano gli exit poll che influenzano tanto quanto e in più non sono nemmeno attendibili. Quindi questo è vero. La coerenza e insomma si capisce come la volontà di influenzare ci sia e come, utilizzando peraltro dei dati che non sono reali e attendibili. Allora, diverse volte. Possiamo rubarle ancora 4 o 5 minuti? Sì, proprio pochi minuti, in perché extremis. purtroppo ho un volo in partenza. In extremis. Allora io volevo anche citare, intanto se c'è qualcuno che vuole chiamare, 02 66 20 35 29, non più di 10 secondi per fare domande o osservazioni, rapidissime, flash. Così come io ho citato prima, Avvocato Donato, il sito Eurexit, progetto eurexit.it, che ospita in prima pagina l'intervista a una terrorista veneta, tra l'altro lei è veneta di origine, no, Avvocato Donato? Sì. Viene pubblicata l'intervista a una pericolosa terrorista, mamma e nonna, veneta, che è stata accusata di terrorismo. È stata scagionata, è stata liberata, però la lettura di questa intervista è ampiamente consigliabile. Perché l'ha pubblicata nella home page del suo sito? Perché come sempre non viene data voce a questa parte d'Italia che è in forte dissenso con la politica del governo Renzi, del cosiddetto PUDE, noi lo chiamiamo il partito unico dell'euro. Come si è visto, basta esprimere un dissenso forte con degli atti anche dimostrativi eclatanti come quello che è stato posto in atto dagli indipendentisti veneti per poter essere addirittura accusati di terrorismo e arrestati. Questo dovrebbe veramente farci capire quanto poca democrazia ci sia in Italia, quanto ci sia un appiattimento dell'informazione su determinate posizioni filogovernative e filoeuropeistiche nel peggiore dei sensi. Vedere qual è la realtà, capire chi sono veramente questi cosiddetti terroristi potrebbe aprire gli occhi a molte persone su capire qual è la verità. Se abbiamo dei terroristi o abbiamo semplicemente dei cittadini per bene che lottano ogni giorno contro difficoltà enormi e che non ce la fanno più. Questa è l'Italia che vuole cambiare e vuole ribellarsi, vuole fare una specie di rivoluzione. Se noi non andiamo incontro a queste più che legittime richieste, altro che tanco, ci troveremo veramente di fronte degli episodi di violenza. Quindi è meglio prevenire il dissenso che poi sfocia in derive violente e anzi nazionalistiche estreme, piuttosto che aspettare che scoppino le tensioni sociali, come è prevedibile che accada oltre un certo limite. Bene, 2 telefonate proprio in coda e poi se no facciamo perdere l'aereo a Francesca Donato. Pronto? Sì, buongiorno, io sono contento di parlare con lei, purtroppo non potrò votarla perché sono in Lombardia. Lo dico anch'io. Invito tutti i veneti a votarla perché oltre a sapere che lei come indipendente ha voluto fare una battaglia partigiana, perché io so che come me lei arriva dalla sinistra, o le sue idee comunque arrivano dalla sinistra, come si spiega invece che Tsipras, che dovrebbe stare vicino ai lavoratori, al loro reddito, al loro futuro, si è schierato praticamente con l'elite di chi vuole rimanere assurdamente in una Europa così fatta? Grazie. L'altra chiamata, le chiedo scusa così passiamo anche la seconda e ultima telefonata. Pronto? Pronto, c'è Andrea da Torino.
Buongiorno. Buongiorno. Suggerirei di piantarla con la pantomima dei sondaggi che non si possono dire, della pausa di riflessione, degli exit poll che non possono essere rivelati. Dunque, pagina del Sole 24 Ore, sito del Sole 24 Ore dice che Farage nelle amministrative ha fatto sfacelo, crollo Tories e liberal democratici, quindi in pratica la fotocopia di quello che presumibilmente potrebbe essere il voto europeo. Allora piantiamola anche in Italia di nascondere questi dati, perché tanto oramai non ha più senso. Bene, grazie a lei, ma credo abbia proprio ragione Francesca Donato. Qui si tengono all'oscuro i cittadini del voto e si pubblicizzano gli exit poll perché sono più manipolabili, per manipolare l'opinione pubblica. Ma secondo me non daranno neanche il risultato delle elezioni. Chi sarà eletto riceve la raccomandata e per la privacy non si saprà. Vabbè, è un metodo europeo quello del segreto. Hai votato? Basta, che cosa vuoi? Vabbè, Francesca Donato, se no ci scappa l'aereo. Donato. Rispondo alla domanda su Tsipras, ringraziando l'assessore Lombardo per il suo sostegno. Io obiettivamente e chiaramente non posso rispondere sulle scelte di altri partiti, di Tsipras in particolare. Posso solo segnalare che la sinistra italiana, la vera sinistra italiana con la quale io ho un dialogo costante, aperto, è estremamente arrabbiata contro questo partito che si autoproclama di sinistra, invece in realtà porta avanti la situazione che vediamo della finanza capitalista all'ennesima potenza. Infatti diversi intellettuali di sinistra si sono schierati contro questo movimento, che peraltro fa riferimento a un leader greco che non si capisce perché in Italia non è che ci mancherebbero i leader di sinistra o di estrema sinistra, anzi molto più coerenti con gli obiettivi dell'ideologia socialista, perché alla fine l'estrema sinistra è il socialismo, è il comunismo. Quindi tutto un popurrí di discorsi, come sempre molto belli, molto buonisti, ma del tutto inconcludenti, senza un programma concreto, che non sia il solito cambiamo l'Europa, eccetera, senza mai dire né come né quando, insomma, aria fritta. Purtroppo la sinistra è rappresentata molto male in Italia. I pochi partiti che hanno veramente le idee chiare, come ad esempio, io lo dico, il Partito Comunista di Marco Rizzo, non è stato ammesso alla competizione elettorale in Europa, guarda caso, mentre è stato ammesso il Partito dei Verdi con il sostegno aperto del presidente Napolitano, benché i presupposti giuridici per l'ammissione alle liste fossero identiche, anzi migliori per il Partito Comunista, solo che siccome i comunisti di Rizzo sono contro l'Europa, contro l'euro, allora loro li hanno lasciati fuori, mentre hanno lasciato entrare Tsipras e i Verdi. Questo, anche qui si capisce come funziona. Gli addomesticati, diciamo così. Esatto. Bene, allora io ringrazio Francesca Donato, è stata con noi. Grazie a voi. Candidata nella circoscrizione nord-orientale, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Trentino, Alto Adige e Veneto, in quella insulare, Sardegna, Sicilia, per le liste della Lega Nord, alle prossime europee di domenica. In bocca al lupo a Francesca Donato. Grazie, crepi il lupo, anzi, saluto a tutti. In bocca ai draghi, e non ai lupi. Francesca Donato, Francesca, ti ho fatto lo slogan elettorale, ce l'hai già tu? No, ascolto il vostro. Francesca Donato, ci piace una Tsipras. Ti piace? No, non mettete questo nome nel mio slogan. No, va bene, niente. Io te lo regalo, poi farne quello che vuoi, a me piace. Grazie. Bene. Ancora. Grazie a Francesca Donato. Noi tra poco invece ascoltiamo gli estratti della mattinata di Matteo Salvini, ospite in TV ad Agorà, e poi successivamente anche sulla 7. Cos'è la trasmissione? Aria che tira, Che aria tira, roba del genere. Esatto, una cosa così chi non l'avesse visto lo può sentire e quindi sentiamo un tra po'. Poco. Intanto però di la verità, Marco. Che ti ho rovinato un po' la trasmissione. No, ci ho provato. Ci ho provato. Però tu in queste settimane hai scoperto che qua a Radio Padania si lavora bene. Sì. Si sta bene? C'è gente simpatica? Assolutamente. Mediamente. Il mondo è volontà e improvvisazione. Quindi dopo questo cavolo di voto europeo, che sarà importante e determinante e che ci vedrà dopodomani a commentare
lasciamo perdere, Esatto. o missis, perché porta male. Dopo questo voto, qua bisogna dare un rilancio bestiale, potente a questa radio, capito? Okay. Non lo dico a te, lo dico a... Guarda, qua mi dovete staccare. Cioè, se mi dite, Cipinti, c'è da fare la diretta notturna tutta la notte, io vengo. Perché... Qua c'è da rilanciare la baracca. È il problema opposto. C'è da rilanciare la baracca alla grande, perché è uno strumento fantastico. Diventa una turbo baracca dal 26. Diventa un turbo, un super proprio turbo. Un turbo, un super lo turbo. Deve diventare, e faremo di tutto, in tutti i modi, perché lo diventi. Finalmente, dopo tanti anni, questa roba qua diventi quello che può essere. L'ho detto, e che non è mai stato. Ma perché non mi ascoltano? Io all'amministratore, sai che noi facciamo la pubblicità della Radio DAB? Io ho detto, piomba tutti i canali, tu vendi la Radio DAB e puoi sentire solo Radio Padania. E non mi danno retta, dico no. Ma guarda, Marco, ti dirò di più, che non c'è solo quel metodo lì vagamente coercitivo. Perché dici vagamente? È così europeo questo metodo. È molto europeo. Una bella direttiva, si può ascoltare solo Radio Padania. Molto democratico, esatto. Molto europeo. Però c'è anche un metodo squisitamente di mercato, secondo me, perché questo qui è uno strumento che ancora, tu pensa, secondo me, a 17 anni dalla sua nascita, questo strumento qui non ha ancora espresso le sue potenzialità, siamo ancora bambini. Abbiamo 17 anni, siamo degli adolescenti. No, ne abbiamo 17 mesi da quel punto di vista. Ma no, dai, 17 anni, siamo lì, c'è l'esame di maturità quest'anno, abbiamo fatto la stremina. Questa è una certezza. Dopo il voto europeo questa radio sarà rilanciata, no alla grande, ma alla stragrande. La vedrete volare sui vostri cieli. E Marco Pinti sarà uno delle nuove colonne, perché poi abbiamo scoperto che farò la colonna. Avevamo il talento in casa, tu diventerai giornalista provetto di questa radio. In provetta mi metto. No, provetto. O la colonna o la provetta, posso fare il ficus. Anche perché non c'è questione di albo qua, no. Non importa c'è l'albo d'oro e basta. Compagnia bella. Quindi per il momento noi ci salutiamo qua. Ci salutiamo qua. Grazie a Marco Pinti. Grazie a te Cainarca, qui nel senso, Giulio, dai, che Cainarca. Qui siamo nella traduzione di Cainarca, poi fuori ti dico ciao Giulio, ma questa nel senso è una ospitata graditissima per me, figurati. No, per me anche. Quindi guarda, adesso continuiamo a raccontarcela, ma tu sei così bravo. Bravissimo, stupendo, meraviglioso. E adesso sentiamo Matteo, Matteo Salvini. Sentiamo Matteo. Da prima ad Agorà su Rai 3 e poi alla 7, che aria tira. Vabbè, Salvini surreale, però la campagna elettorale non è così, e magari lo fosse. Bello, però io le posso dire che siamo arrivati alla fine, manca qualche ora. Sono contento personalmente perché ho perso 6 kg. Sì, lo vedo. Renzi l'ho visto bello pacioccone, quindi lui evidentemente ha mangiato tanto, io ho mangiato un po' di meno. Non la seguo. Però mi sono ripromesso di farla alla mo' di Moncenisio, cioè senza insulti, il derby Renzi Grillo, tu o Berlusconi, tu sei un assassino, tu sei un poveretto, tu sei un buffone, tu sei uno sfigato. Sono contento perché poi andrà come andrà, secondo me per la Lega andrà bene, noi abbiamo giocato sulle proposte. Che qualche giornalista mi diceva, però sono rimasto male perché voi della Lega di solito erate quelli che facevate più casino, sto giro erate quelli più tranquilli. Penso che sia un momento storico in cui la gente, se è in crisi economica, non ha bisogno delle sparate, delle buttate, ma di risposte su... Io a Bruxelles vado a fare quello che si può fare a Bruxelles, non a parlare con Napolitano. A Bruxelles ci si occupa di agricoltura, di pesca, di turismo, di commercio, di alluvioni. Bruxelles non gli anni perché le alluvioni non sono state abbastanza gravi, quindi io ho parlato di questo, magari non avevo il titolo sul giornale che invece aveva Grillo, e però sono convinto che chi mi manda a Bruxelles lo faccia alla Moncenisio, senza comizi, senza casini, senza voti truccati, ma per fare qualcosa. Allora, Matteo Salvini, segretario federale della Lega Nord, capolista all'europea in tutte le circoscrizioni, dimagrito anche, tra le altre cose. Sì, la mia mamma ha detto che sto meglio, quindi spero di non riprenderli subito per festeggiare la vittoria della Lega nella prima settimana. Lei dice che Renzi è ingrassato? Lo vedo in televisione. Lo chiediamo tra poco, tra l'altro, al Presidente del Consiglio che sarà con noi nell'ultima parte di questa puntata.
che è poco più del 7% della popolazione mondiale. L'Italia, se sta insieme, ma se fosse per Salvini potrebbe anche dividersi, sarebbe lo 0,82. Stiamo parlando quindi di una componente dell'assetto mondiale che è molto limitata. Ora, lei sa che nei giorni scorsi il PIL cinese ha superato quello americano. Sì, beh, ora tra 20 anni, ho capito, è quello che è. Tra 20 anni è ragionevole pensare che nessun paese europeo singolarmente preso possa partecipare a un vertice tipo G20. Quindi non abbiamo alternative. Quindi stiamo parlando di cose, dobbiamo morire di stiamo parlando di cose che non hanno un senso pratico. Tutti insieme, quindi cancelliamo la Svizzera che non esisterà più e moriamo tutti insieme, però è bello morire disoccupati ma grandi. No, ma si può anche morire. Va bene, allora ci danno una mano Giorgio Mulè, direttore di Panorama. Grazie. L'altra voce che avete sentito interloquire con Matteo Salvini era quella dell'ex assessore di Milano, ora esponente della lista per le europee che raccoglie anche Scelta Civica di Mario Monti, Bruno Tabacci. So your man won't know that you made me pallet on the floor. Salvini. Ma guardi, cioè, è più debole il 26 la rappresentanza italiana in Parlamento? Ma dipende da cosa va a fare la rappresentanza italiana. Beh, voi siete fortemente anti-europei, no? Dice la Gardini. No, io sono per l'Europa delle monete, del lavoro. Faccio un esempio molto concreto. La rappresentanza italiana, col Partito Democratico in testa, ha dato un'ammazzata all'agricoltura siciliana. Ha votato l'accordo di libero scambio per importare frutta e verdura dal Marocco. Tradotto in termini molto concreti, arance e limoni di qualche agricoltore siciliano che si sta guardando da casa marciscono sulla pianta. Non l'abbiamo fatto noi, Salvini. Posso finire? È stato votato in questa legislatura, signora. Posso finire? Quello che abbiamo votato era solo un adeguamento dal punto di vista tecnico-legale, sul quale io comunque mi sono astenuta. Ma non l'ho tirata in ballo, sto parlando del Partito Democratico. Vabbè, in effetti era sul Partito Democratico. Scusate, non petita, detto il giorno in cui è stato votato il Made in che avevamo votato contro il Made in, quindi non viene mai, bisogna prenderlo con le molle. Allora, è uno degli grandi assenteisti del Parlamento. Io l'ho detto bene Tarabella, andate a vedere Tarabella. Con le signore sono gentile. Ma la battaglia del Made in l'abbiamo vinta insieme. Io con le signore sono gentile, con le signore informate sono ancora più gentile. Produttività di Salvini 91%, presenze 80%, così almeno se le va a rivedere. Detto questo, detto questo, sull'immigrazione l'Europa cosa fa? Niente. Chi vota Lega vota Marine Le Pen, vota un'idea di Europa che difende i suoi confini, che non ha scritto vendesi o affittasi ai confini. E noi a ottobre abbiamo proposto che si dividesse fra i 28 paesi il problema dei rifugiati. Bocciato, forse perché lo proponeva la Lega, bocciato. Sul commercio l'Europa cosa fa? Toglie i dazi al riso che arriva dalla Birmania, alle scarpe che arrivano dal Pakistan, al tessile che arriva dall'India fatta da bambini che lavorano a $1 al giorno. Questa è l'Europa grande, del mercato, che sentivo. Io vado per un'Europa che rispetta i piccoli produttori, gli artigiani, il formaggio fatto in montagna, il vino di qualità. Io voglio l'Europa, ma non il supermercato. Secondo me l'Europa non è un enorme centro commerciale, come PD e Forza Italia vogliono che sia. Sì, però. Per qualcuno l'Europa è un grande centro commerciale, è un Luna Park. Signora, io non la interrompo, abbia un po' di pazienza cortesemente, poi finisco e lei dice quello che vuole. Tutto passa attraverso la moneta, attraverso questa roba qua. Adesso da Bacci gli viene uno sciopone. Il 1000 lire, perché con questo 1000 lire che oggi vale 50 centesimi, io chiedo al di là della macroeconomia quanto si comprava con questa moneta piccola, brutta, inflazionata, posticcia, e cosa si compra oggi con 50 centesimi. In Europa oggi, mentre siamo in onda,
l'Inghilterra non ha l'euro, la Svezia non ha l'euro, la Polonia non ha l'euro, l'Ungheria non ha l'euro, la Danimarca non ha l'euro, e stanno tutti meglio di noi, è complicato e stanno tutti meglio di noi. Sì, ma non è che se entri nella tonnara non ne puoi uscire. Se noi ne usciamo, questo vale meno di 50 centesimi. Sì, ma io vendo i miei prodotti italiani in tutto il mondo, con questo, che vale meno rispetto all'euro tedesco, gli italiani tornano a lavorare. Benissimo, la mia scommessa è questa. Mutui al 20-30%. Ma se uno è disoccupato il mutuo non se lo paga. Adesso io preferisco avere il mutuo più alto, ma col lavoro che mi permette di pagarlo, che non avere il mutuo fermo o l'inflazione ferma o lo spread basso da disoccupato, perché se io non lavoro crepo di fame. Da questo io rispetto chi ha votato il Movimento 5 Stelle, non penso che Grillo sia Hitler, nazista, assassino. Secondo me, se la critica questa è molle. Io a un certo punto siete anche stati tentati di dire venite con noi ai grillini. No, sui due temi più importanti del momento, via dall'euro, qua tutto lo studio dice non si può, io dico si dovrà fare, quindi tornare a monete più giuste. E immigrazione clandestina, Grillo è riuscito, dove la sinistra non è riuscita per 10 anni, a zoppare la Bossi-Fini, a depenalizzare il reato di immigrazione clandestina. Quindi io come leghista, se dico torniamo una mia moneta per far ripartire il lavoro e fermiamo l'immigrazione clandestina, Grillo fa l'esatto contrario, porta sul palco Dario Fo, che è quanto di più sinistro, con tutto rispetto parlando ci possa essere sulla faccia della terra, è chiaro che io ho poco da discutere con lui. Sì. Sul lavoro, io ho sentito che Renzi dà gli 80 euro a chi sta lavorando, portandoli via a chi non sta lavorando. Io sono orgoglioso di una cosa, che stiamo da soli contro il mondo, riuscendo ad arrivare a 500.000 firme per cancellare la legge Fornero sulle pensioni, che è una legge infame, ormai dimenticata quasi da tutti, non ne parla più nessuno, però se chi ci sta guardando ad Agorà in questo momento, e qualcuno vi guarda, immagino, non ha tempo per sbobinare. Sì. Ora adesso sarebbe bello avere a casa la gente che dice cacchio io voglio andare a votare consapevole, cosa faccio fra mezzogiorno e mezza? Sbobino i discorsi. Non ce ne sarà manco uno che sbobina evidentemente, anzi dice che palle sta politica. Però nel che palle sta politica, se trova 10 minuti per andare nel suo comune a firmare per cancellare la legge Fornero, io sono veramente orgoglioso come Lega da solo di far votare 60 milioni di italiani per far cancellare una schifezza. Si è offesa perché siamo andati sotto casa sua a portarle delle cipolle, buon Dio, non siamo andati a tirare petardi e molotov. Abbiamo lasciato qualche cipolla, peraltro buona e prodotta in Italia, nel giardino della signora Fornero. Visto che lei piange, ma ha fatto piangere 1 milione di italiani, non penso che sia stato un gesto così eclatante. Quindi andate a firmare, vi ringrazio di cuore, 6 referendum della Lega. Quando vi sedete con Marine Le Pen, vi siete anche incontrati? Credo che già appuntamento il 27 maggio, quindi 2 giorni dopo il voto, magari se vorrete ci colleghiamo da Bruxelles, perché prepareremo il più grande gruppo di rompipalle costruttivi che l'Europa ricordi, perché ci andiamo su 150. Rompipalle costruttivi però vuol dire convivere con l'euro. Esatto. Vuol dire ma l'euro, al di là di Salvini e delle Le Pen, secondo me non ha più di 1 anno di vita. È una moneta talmente sbagliata che va a finire al di là della battaglia di Salvini. Quindi vince chi prepara l'uscita di sicurezza del giorno dopo in anticipo. L'euro finirà, è lì scritto, non ha senso, non sta in piedi. Al momento quindi oggi no, domani neanche, gli do 1 anno. Gli do 1 anno e poi vediamo. Un contributo ai mercati. Facciamo 2 che siamo più sicuri. Detto questo, le priorità sono no, ma al di là di Salvini, l'euro crollerà perché non ha senso, è una moneta senza banca, senza Stato, senza memoria, senza futuro, non ha senso. E quindi l'euro finirà. Toccò la lira, adesso dice il contrario. Se il grande speculatore Soros difende l'euro, allora se il grande speculatore difende l'euro, io sono dall'altra parte. Non cade. Detto questo, e preso atto del fatto che dal mio punto di vista l'euro finirà, noi andiamo però dal giorno dopo, da martedì, a impegnarci sul lavoro, a difendere ad esempio l'agricoltura. La Le Pen dice l'agricoltura francese verrà decisa in Francia e non più a Bruxelles, e io dico lo stesso in Italia. I controlli sulla nostra agricoltura devono dipendere dalla Sicilia, dalla Lombardia, dal modello della Lega, sulla pesca, sul commercio. Sì, perché il controllo a livello
locale. Non deve essere un tizio a Bruxelles a spiegarmi come si fa il formaggio a 3.000 metri d'altezza, come si pesca il tonno nel Mar Mediterraneo. Non è possibile perché non lo sanno. Non lo sanno. E quindi e poi dall'altra parte c'è il problema dell'immigrazione. Lo decidiamo noi. E sull'immigrazione l'altra grande differenza, c'è l'Europa che dice facciamoci invadere, c'è tutto per tutti, c'è invece qualcuno che dice aiutiamo le popolazioni in guerra con soldi là, però i confini ci sono e vanno difesi. Chi vota Lega vota la Le Pen, chi scrive Salvini vota Le Pen per questi motivi. Chi vota Tabacci, per carità di Dio. No. Non riesco a capire qual è il problema. No, appunto, in democrazia il bello è questo. Abbiamo due visioni completamente diverse. Ma infatti sono di questo orgoglioso, perché voi dovevate spaccare l'Italia e portare solo il nord in Europa. Adesso volete uscire e fate anche il danno al nord, quindi qual è il problema? È diventato nazionale. Come no? La cosa più bella per me da segretario della Lega Nord è che la Lega crescerà al nord, ma prenderemo tanti voti anche a Roma e anche al sud, anche perché la battaglia contro l'euro e contro l'immigrazione clandestina ci farà prendere tanto consenso da nord a sud, perché l'imprenditore veneto e il disoccupato di Taranto hanno lo stesso problema con l'Europa, con l'euro e con l'immigrazione. Infatti a Napoli ti aspettano per la chiusura ancora. L'immigrazione clandestina non la lotti facendo morire le persone e poi commuovendoti quando vedi abbracciati sul fondo del mare due extracomunitari. Le lotti facendoli arrivare, sbarcare vivi, possibilmente. No, non facendoli partire. Facendo rispettare le leggi in Italia, per cui chi ha diritto rimane, chi non ha diritto viene riaccompagnato possibilmente vivo nel suo paese. Usare la parola vivo, morto, ma secondo te c'è qualcuno che si augura dei morti? Ma adesso dai, sii serio. Io sono serissimo. E quest'ultimo scambio di opinioni era con un esponente dell'Italia dei Valori che era ospite in studio anche lui nella trasmissione Agorà dell'emittente televisiva Rai 3, dal quale vi stiamo proponendo questi estratti della trasmissione. Sono gli estratti che vedevano protagonista il segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini. Tra poco riprenderemo con altri contributi sempre da questa trasmissione. Posso suggerire una domanda per Renzi? Ci sono decine di migliaia di alluvionati che hanno perso tutto in Emilia, in Veneto, in Sardegna, in Toscana e pagano le tasse. A giugno le scadenze fiscali le pagano come tutti gli altri esseri umani. Perché uno Stato normale non ha imposto, deciso un regime di esenzione fiscale almeno per un anno per chi ha perso l'azienda, per chi ha perso la macchina, per chi ha perso il bar? Gli 80 euro a chi lavora va bene, però gli chiedete chi ha perso tutto perché deve pagare le tasse come gli altri comuni mortali? Ci sono migliaia di alluvionati che sta domanda gliela farebbero volentieri, visto che l'Europa poi a loro ha dato 0 perché non è stata un'alluvione abbastanza alluvionata. Allora. Penso esattamente lo stesso, che il Sud, cioè io ho incontrato tanto Sud che ha voglia di responsabilità, di lavorare, di autonomia, di non essere dipendente dal capataz, dal falso invalido. Oggi hanno preso 30 falsi invalidi. Sì, ma lì erano i giorni di Genny La Carogna, quindi Napoli non è solo l'ultra Genny La Carogna, Napoli è tanta altra gente diversa da Genny La Carogna. E conviene a me, cittadino milanese, cittadino lombardo, padano, che il Sud cammini con le sue gambe, quindi liberandosi, ripeto, da vincoli europei folli che stanno massacrando il turismo, ad esempio. Il turismo al Sud è massacrato da delle normative e da delle tassazioni demenziali. Ecco, se la Lega non avesse lavorato in questi anni per dividere l'Italia sarebbe stato meglio, però le parole di Salvini sono bene. Va bene, grazie allora Bruno Tabacci che è stato con noi, grazie di l'uscita. Tommaso, la Lega è riconoscibile però,
La Lega è riconoscibile, è riconoscibile o irriconoscibile? No, irriconoscibile. Sì, invece si riconosce in alcuni tratti, cioè è molto diversa dalla Lega di Bossi. Cioè, la Lega della Padania, lui non ha usato neanche una volta. No, assolutamente, perché è cambiato il... Stai parlando di Europa, io rimango assolutamente autonomista, federalista, indipendentista. Quando hanno arrestato 24 veneti per un carro armato finto trattore, io sono andato a trovarli in carcere perché le idee non si processano e l'autonomia e l'indipendenza fa bene al sud e fa bene al nord. Detto questo, c'è in ballo qualcosa di più, c'è in ballo lo sterminio dell'economia di tutta Italia, dal Triveneto a Taranto, perché, ripeto, questa moneta e questa Europa senza senso, filo tedesca. Chi vota Berlusconi vota la Merkel, chi vota Renzi vota Schulz, quindi sia di là che di qua voti tedesco. Io, con tutto rispetto per i tedeschi che hanno fatto il loro interesse, voglio un voto più italiano, molto semplicemente, che poi coniugo da nord a sud in base alle diverse necessità. Però se la Lega ha fatto dei passi avanti, sono contento. Abbiamo fatto degli errori in passato, sì, figurati. Anch'io ho fatto degli errori. Scusami, chi vota Lega per chi vota? Chi vota Lega vota Lega, vota la Le Pen, vota gli austriaci, vota gli olandesi, vota gli svedesi, vota gli inglesi, vota un asse per un'altra Europa. No, il cambio radicale rispetto alla Lega è che la Lega ha dato 3 o 4 input che sono cambiati. Cioè, la prima fu la secessione. Dopodiché ci fu il federalismo. La seconda, di parola d'ordine, il federalismo, è stata talmente presa per buona da tutta la politica italiana, la riforma del titolo quinto, per quanto fatta male. Che l'hanno annacquato tutti, però. Che cioè non solo l'hanno annacquato, le hanno dimostrato, per fortuna che l'hanno annacquato, perché sennò saremmo stati al disastro più assoluto. Il federalismo funziona in tutto il mondo. Come no? È stata una meraviglia. Funziona 20 in tutto il mondo, 20 assessorati regionali. Vai in Germania, perché non deve funzionare? Ma io lo vedo qua, bisogna andare, vado a Milano. Ma questo non è federalismo. La distribuzione dei centri di potere, sono molti 20 regioni, vogliamo fare di più. No, lo dico, sono molti quindi per fortuna che l'hanno fatto, però questo diciamo quando un tale disse che la Lega poteva essere a vario titolo interpretata come una costola della sinistra, me lo ricordo. In realtà poi alla fine questo ha avuto un seguito e adesso si passa completamente, loro sono passati a un altro tipo di impostazione che è quella nazionalista. L'ultimo centrodestra rimasto, Berlusconi sarà mica il centrodestra, Alfano non gli crede nessuno, quindi magari fortunatamente siamo l'unica alternativa ai centrodestra rimasti. Magari tra 20 anni lo vedremo promettere dentiere anche a Salvini. Berlusconi lo faccio ancora sentire. No, ve lo faccio ancora adesso, al di là delle dentiere e delle pensioni minime e dei cani dudù. Però Berlusconi ha una grande delusione. Una grande delusione. A distanza di 100 giorni dall'insediamento, più o meno, dall'insediamento del governo Renzi, forse per qualcuno è già tempo di bilanci. Won't you come along with me along the Mississippi? We'll take the boat to the land I live, straight down the river, down to New Orleans. It's a band that will meet us. Old friends who greet us. We'll see the place where old folks meet. Però perché quando troviamo i soldi di no, io capisco, è strutturale anche il fatto che noi abbiamo dei dati sulla disoccupazione, che è l'emergenza nazionale, che fino al 2016 aumentano. Cioè i dati dell'OSCE dicono che nei prossimi 2 anni la disoccupazione in Italia aumenta, non solo per le tasse, la burocrazia, domando. 12 anni fa non c'erano le stesse tasse, la burocrazia, il fisco, la mafia, la camorra, i falsi validi, sì. Nel frattempo è arrivata una moneta sbagliata in tasca che impedisce alle nostre aziende di avere un prodotto giusto a un prezzo giusto. Fate finta di niente, dite no, non è colpa dell'euro, è solo una moneta. Questo è solo una moneta, ci porterà al tracollo. Qualcosa in Europa funziona. La prostituzione in Europa è affrontata in maniera più intelligente che non in Italia, viene regolamentata e tassata. A proposito di soldi, perché non adottare il modello svizzero, austriaco, olandese, tedesco? Noi stiamo raccogliendo le firme contro la legge Merlin. La prostituzione c'è, o fai finta di niente, o le dai un regolamento, riapri le case chiuse e fai pagare le tasse, che sarebbero 4 miliardi all'anno. Sottrai alla criminalità organizzata. Assolutamente. Vieni a firmare il referendum.
Con piacere. Ti faccio il selfie, facciamo il selfie. No, anche senza selfie. Però, detto questo, è alla luce del fatto che questo è assolutamente, io sono assolutamente d'accordo alla bontà. A me piacerebbe che non è che risolve i problemi del mondo con questo. È ovvio che un paese, come dire, per far ripartire la domanda non lo fai sulle mignotte. Dovrebbe avere una politica industriale definita, chiara, no? Detto questo va benissimo. È meglio non avere le biotte in mezzo alla strada. No, ma è un discorso di equità, un discorso di equità fiscale, ci mancherebbe. No, vabbè, vi prego. Sono le 10, dai, c'è un pubblico adulto. Allora, perché nel frattempo sono quasi le 10, sono le 9:57, noi normalmente a quest'ora chiudiamo, ma oggi eccezionalmente andremo avanti. Abbiamo ascoltato ampi stralci, praticamente tutti gli interventi del segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini, che era ospite oggi nella trasmissione Agorà in onda sull'emittente televisiva Rai 3. Un'altra comparsata televisiva invece lo vede protagonista Matteo Salvini sull'emittente La 7, tra l'altro una trasmissione che è ancora in corso, L'aria che tira, e da questa trasmissione prendiamo lo stralcio del primo intervento quando la conduttrice metteva in risalto lo stato politico in solitaria della Lega Nord per queste elezioni europee, Lega Nord che si presenta da sola fuori dall'alleanza di centrodestra con Forza Italia, e proprio su questo incentra la prima domanda alla quale il segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini ha risposto. Sentiamo ora come. La Lega fa una corsa invece solitaria in Italia e su questa cosa punta, cioè dicendo noi siamo quelli che non hanno niente a che fare con gli altri e che abbiamo delle idee anche molto estreme, come l'uscita dall'euro. Lei oggi fa una grande intervista, come dicevo prima, sul Libero, in cui insomma, spiega tutto questo. Vi dico come risorgere senza euro, dice che lei non è, come dice, non sono razzista tranne che con la Fornero, perché è diventato il suo bersaglio fisso la Fornero. Vabbè, gliel'abbiamo smontata la legge però. Allora, sì, dovremmo motivare qualcuno domenica a perdere un quarto d'ora e andare a votare, per quello che può fare l'Europa, perché poi della politica italiana ci sarà il mondo per occuparsi. Però questo voto sia molto importante poi per il dopo in Italia e non possiamo negarlo. E quindi io dico, chi vota Nuovo Centrodestra e Forza Italia vota tedesco perché vota la Merkel, perché saranno col Partito Popolare Europeo. Chi vota Renzi vota tedesco, perché il loro leader è Schulz. Io non penso che l'interesse dell'italiano da Milano a Roma a Taranto passi né per la Merkel né per Schulz, e quindi ho fatto una scelta diversa. Mi sono alleato con Marine Le Pen, con gli austriaci, con gli olandesi, con gli svedesi, quindi chi vota Lega vota LePen. Non le sembra un po' avventurista come posizione? Cioè, no. Lei dice sempre, peggio di così non si può stare, però non è vero, lo sappiamo bene, che si può stare sempre peggio. L'euro finirà, è questione di tempo, non per merito o per colpa di Salvini. L'euro è una moneta totalmente sbagliata, senza banca, senza storia, è la moneta della disoccupazione per tutti tranne che per i tedeschi. Finirà. Noi stiamo lavorando sul dopo, non sto facendo una guerra contro l'euro, è l'euro che è una moneta che non ha senso. Il giorno dopo cosa succede? Io voglio guadagnarci come Italia, non sto facendo una battaglia a perdere. A me mi hanno spiegato che i miei risparmi saranno dati del 40% il giorno dopo. Mi spiegano gli pagare il mutuo con una moneta italiana sarà più facile perché il mutuo lo paghi se lavori. Se tu sei disoccupato, puoi avere l'inflazione a zero, lo spread a zero, il mutuo fermo, non lo paghi. E noi abbiamo una disoccupazione che mai c'è stata nella storia della Repubblica. Una moneta italiana, quale unico primo grande risultato avrebbe? Che vale di meno rispetto al monetone tedesco? Sì, evidentemente sì. Sarebbe più conveniente comprare italiano, consumare italiano e vendere italiano. Cioè, facciamo l'autarchia? No, ci manca qualcosa in Italia. Far turismo in Italia sarebbe più conveniente. Comprare le arance italiane sarebbe più conveniente. Sì, il costo delle materie prime è il 20% del prodotto finito. Se io compro italiano, do lavoro a un operaio italiano. Se io compro l'arancia marocchina, do lavoro all'agricoltore marocchino. Se io compro il frigorifero svedese, do lavoro all'operaio svedese. Una moneta sbagliata per l'Italia ci sta facendo scappare. Stanno chiudendo oggi, 200 aziende. Cioè dall'inizio dell'anno ogni giorno chiudono 200 aziende. Quindi vuol dire che il sistema così come non va. Cosa vado a fare io a Bruxelles? Vado a dire su alcuni grandi temi ci penso io come Stato o io come Regione. L'agricoltura
Lasciala gestire alla Lombardia, al Veneto, alla Sicilia, senza che un cretino a Bruxelles mi dica come si pesca, quando si pesca, come si fa il formaggio e come si coltivano le arance che in Sicilia coltivano da secoli. L'Europa si occupi di alcuni grandi temi, la difesa, la politica, l'immigrazione. L'Europa esiste sull'immigrazione. Toc toc, signora Europa, sull'immigrazione fai qualcosa? Okay. Sospendere Mare Nostrum, difendere i confini. E io questo, alleandomi con la Le Pen, lo faccio. Alleandomi con la Merkel o con Schulz, no. Allora, e quindi un voto alla Lega ha senso in tutta Italia per questo. Proviamo a spiegare questa cosa, prima Fitto e poi Lorenzin, nel senso che quello che dice Salvini ha una sua ratio. Dal 29 maggio al 2 giugno vieni alla festa della Lega Nord a Martinengo in provincia di Bergamo, presso il centro sportivo Il Tiro in via Trento. Nell'area coperta e riscaldata tutte le sere funzionerà il servizio di cucina, con piatti tipici e di pesce, griglieria con carne e gamberoni, bar, piadineria. Ci saranno ospiti politici e tanta musica. Ti aspettiamo a Martinengo Bergamo dal 29 maggio al 2 giugno in via Trento. Paolo, ho trovato l'asilo che cercavo. Una bella sede col giardino. Il personale mi dà fiducia, Serena starà benissimo e costa come gli altri. L'importante è il benessere e la sicurezza della nostra bambina. L'Albero dei Bambini, asilo nido e scuola dell'infanzia paritaria a Varese. Dal 9 giugno campi estivi anche per gli esterni. L'Albero dei Bambini, per un'infanzia naturale. 0332 820 800. L'alberodeibambini.it, anche su Facebook. Vuoi trovare tubi per aria, per acqua, per olio, per alimenti, per sabbia, per vapore, per acidi, per solventi? Prova la Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano, Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia. Da Sargom. Missione possibile. Il trasloco della tranquillità. Se devi traslocare, la missione è possibile. Grillo Antonino Traslochi. Scopri tutti i nostri servizi su www.grilloantonino.it. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? L'Associazione di Volontariato Protezione Civile GNP Onlus è formata da volontari che si mettono a disposizione del prossimo in occasioni di calamità. L'attività svolta dai suoi volontari è completamente gratuita. Dai il tuo 5 per 1000 alla GNP Onlus. Codice fiscale 9404 08 50 276 oppure visita il sito gnponlus.org. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Sono le 12:04. Radio Padania presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Il mondo ancora pensa che sia stato un terremoto ed è preferibile che continui a pensarlo. Hanno risvegliato una forza della natura. Mentite, non era un terremoto, non era un tifone. Tutti quei test nucleari nel Pacifico. Voi non avete idea di chi sta arrivando. Godzilla, dal 15 maggio al cinema. In contemporanea con il Festival di Cannes. Ho assunto una ragazza, era quasi morta in un incendio. Tua sorella forse è tornata. Un film di David Cronenberg. Non ti permetterò mai di mandare di nuovo all'aria la mia vita. Ora finirà tutto. Robert Pattinson, Julianne Moore, Mia Wasikowska, John Cusack. L'amore è più forte della morte. Maps to the Stars, dal 21 maggio al cinema.
Non sono un soldato. Certo che no, sei un'arma. Vivi, muori, ripeti. Ora rivivo lo stesso giorno a ripetizione. Per salvare il futuro deve cambiare il passato. Dal regista di The Bourne Identity. Forse è meglio ricominciare. Ma dai! Tom Cruise, Emily Blunt, Edge of Tomorrow, Senza domani. Dal 29 maggio al cinema. Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione e dipendono dal proprio piano tariffario. Non è facile trovarla, ma se chiamate l'800 85 8445 forse ce la fate a parlare direttamente con lei. Sto parlando di Giancarla della New Line. Salute e benessere, buongiorno. Buongiorno Sammy. Non è facile trovarti, sempre impegnata di qua, di là, corri dietro a questo cliente e quell'altro devo richiamarlo, eccetera. Ma quante telefonate, quanti contatti non avete ricevuto nelle ultime settimane per avere gratuitamente un depuratore? Perché mai come adesso è importante scegliere la qualità e il risparmio. L'acqua che scende direttamente dal vostro rubinetto è pulita, ma forse meglio farla analizzare gratuitamente e se ce n'è bisogno installare un depuratore che costa solo €1. Si paga solo il controllo annuale. Dove state andando in questo periodo, Giancarla? Siamo ancora sotto effetto Pontida e dunque siamo nella zona del Piemonte, siamo nella zona del Garda. Si gira a installare depuratori, ma soprattutto a controllare l'acqua che scende dal vostro rubinetto. Ricordiamolo, il bello di questa promozione che non è che voi chiamate il numero 800 85 84 45 e vi installano per forza il depuratore. No, solo e soltanto se ce n'è bisogno, se la vostra acqua non è pulita, se magari ha un odore strano, un sapore strano. E allora, Giancarla, vogliamo ricordare questa promozione? Certo, però Sammy, mi raccomando, devono chiamare con il numero visibile, perché purtroppo l'altra volta io ho ricevuto tantissime telefonate senza numero, non sono ancora una maghetta purtroppo e non ho potuto richiamarli. E sono dei fantasmi e d'altronde non si riesce a star dietro a tutte le telefonate, dovreste essere in 25 a rispondere al telefono, purtroppo c'è solo la Giancarla, quindi quando telefonate magari lasciate proprio il vostro numero di telefono in segreteria o chiamate comunque con il numero visibile, non con il numero riservato. Ricordiamo ancora una volta il numero magico 800 85 84 45. Ciao Giancarla. Ciao a tutti, vi aspetto in tanti. Chakaguma Dana, che da te pagnomia, le parla con tu il vento e da strada nigo. Camina, guardam più se là, memori sa. E stan sempre in tu il sacca, ma porti da tre, le pesante al sobè. E la salpe di mia, e tu sdipo di urlà, Chakagoma Dana. Pustiverà parlare in dumal darvei parole in talven e mi voia gnomia da ciupatu tibec in alchimia me da ferighe neve da cura in pardene per pensa che su un po' da scuta sarobo fino a quando il mio cœur ci turgerà. Chakagoma Dana. Parti la vita in tiec e digna e sorpresa che sporta da tre senza furia da
ma senza speciale, qualcosa di serio. Canti perché la fortuna la trovi ogni dì e le vivi vinti. E sussurri e stai attento, sassi cercare sabuti, cosa mai cantarà, Chakaguma Dana. Ascolta chi da matra, Ukle stai leggia, stai tornerà mai in tre, guarda mia però, che le duma o dolore che te fa sognare, importanti dal sei, per tirarsi insieme e ghignac sicuramente, e chissà che sarà. Che ripiato col partito tutte le trenate, Chakaguma Dana. Scritto il tuo corpo mi picca, la vita cammina e la porta da tre, oltre il ritiro, bacio mai dato e scordato ed è un nuovo sorriso che illumina un viso e ti innamorerà. Chakaguma Dana. Chakaguma Dana. Chakaguma Dana. Par piacere, famana. Guarda che linea aerodinamica, guarda che portamento, c'è il frigorifero, il televisore e un buon riscaldamento, divani letto confortevoli, l'aria condizionata, il bagno con la doccia e una cucina completamente attrezzata. Che meraviglia della tecnica, che razza di motore, le sospensioni idropneumatiche, il turbocompressore. Tu canterina ci potresti fare delle tendine a fiori, così potremo starcene tranquilli, lontano da scocciatori. Mi piacerebbe avere un caravan per un'estate più dinamica. Girare molto come un nomade, un caravan, sì, un caravan, su una casa mobile. Come un albero senza radici, arrivederci e via. Vivremo alla maniera americana, spostandoci col sole, dall'Adriatico alla Scandinavia, dove ci guida il cuore. D'inverno posteggiarlo sotto casa, potercelo guardare, immaginando viaggi cosmici chiusi dentro a far finta d'andare. Mi piacerebbe avere un caravan, un caravan, un caravan
l'estate più dinamica. Girare il mondo come un nomade, in caravan, senza in caravan, viaggiando su una casa mobile. E da tanto che ci sto a pensare, ma francamente non so come fare. Ma se funziona sto disco, ce la potremo comprare. Mi piacerebbe avere un